Infine c'è a 6, un'apertura che sembra una presa in giro, dopo di 4 B5, questa apertura che sembra una sciocchezza, il bianco, il centro e tutto, è stata giocata dal giocatore inglese Tony Miles per sconfiggere il campione del mondo in carica Anatoly Karpov qualche decennio fa. Karpov non l'aveva presa bene perché è brutto essere campione del mondo e perdere contro A6, ma Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. buongiorno a tutti. Oggi analizzeremo come trovare l'apertura corretta contro i 4 secondo il proprio stile e secondo i propri obiettivi di gioco. Allora, le aperture aperte che vengono più giocate soprattutto da chi agli inizi è 4, quindi chi si approccia al gioco degli scacchi troverà anche online troverà maggiormente avversari che gli aprono col pedone di re. Ecco, qua c'è una varietà di aperture, ce ne sono decine. Come possiamo scegliere la migliore? Allora, ce ne sono varie, dipende anche sia dal nostro stile, sia appunto anche dal voler imparare, perché magari uno vuol farsi le ossa, vuole perdere all'inizio, magari ma imparare a giocare prima i giochi aperti, poi i giochi chiusi. Iniziamo comunque dall'apertura più giocata, da chi è agli inizi, che è E5. Allora, E5 è un'apertura che a volte, soprattutto da chi è proprio agli inizi, viene giocata in modo simmetrico, no? Ora tutto simmetrico, no? Magari alfiere G5, alfiere C4, D3, D6, H3, H6, A3, A6, alfiere A2, alfiere A7, ci si coppia, no? Mi ricordo partite da bambino. Poi dopo si scopre che non è così semplice, no? Che il bianco ha tanti tentativi. L'apertura spagnola, addirittura il gambetto di re. Ora il 5 è un'apertura che porta tra l'altro il bianco alla partita italiana, ma giocato in modo serio, no? Magari non in modo simmetrico, ma magari con C3, D3, gioco piano. Ci sono tantissime aperture, quindi chi gioca il 5, che stile ha? Chi vuole giochi aperti, no? Sia a volte più rischiosi, sia posizionali, ma aperti, dove ci sono grandi, dove a volte il centro si può aprire all'improvviso, dove i pezzi sono attivi e appunto ci sono combinazioni magari improvvise in vari settori della scacchiera, no? Perché i pezzi appunto esercitano la loro massima attività perché il centro è aperto e può giocare 4 e 5. Quindi non porta troppi rischi perché a volte le posizioni sono piatte, ma è proprio perché vuole giocare attivo, una struttura flessibile, un centro che vuole, diciamo, che può scomparire, in cui non ci sono catene di catene pedonali stabili. Quindi, ok, 4 e 5, gioco aperto, chi non vuole tante manovre, gioco chiuso. Allora, dopo l'altra partita, diciamo più, l'altra apertura più popolare, la siciliana C5, che in realtà è un'apertura composta da decine di sottovarianti. La siciliana, una delle idee della siciliana, diciamo, evitare che il bianco occupi il centro con il secondo pedone, scambiare il pedone laterale per il pedone centrale, e quindi avere, pur avendo un piccolo centro contro un grande centro, il bianco nel lungo termine il nero potrebbe appunto ottenere attraverso rotture un predominio centrale. Questa è una delle aperture più rischiose perché per esempio prendiamo qualche esempio, alcune varianti, una delle varianti più aggressive è la variante del dragone, per dire, dove il nero gioca con il fianchetto e qua il bianco per esempio gioca per arroccare lungo. Il bianco può giocare in questo modo, dove ora ci saranno partite con arrocchi contrapposti, dove per esempio il nero giocherà per attaccare soprattutto con i pezzi, no? Nell'ala di donna, il nero giocherà per
lanciare un attacco pedonale fortissimo nell'ala di re, spianchettare e dare matto sulla colonna Zag matto, come diceva Bobby Fischer nei suoi libri, o meglio come dicevano, come scrivevano, come traducevano ciò che diceva Fischer in inglese. Non ho mai letto il libro originale. E no, perché mi ricordo che ho avuto dibattiti anche da piccolo con qualcuno che giocava il dragone, no? Dicevo che perdeva, in realtà è un'apertura giocabile, dicevo che perdeva perché lo diceva Fischer. No, comunque, poi c'è l'apertura Najdorf, che è la variante Najdorf, che è una delle siciliane più importanti. Ecco, la siciliana Najdorf, per esempio, ha idea già di evitare scacchi, entrate del cavallo in B5, vuole espandersi nella di donna. Ecco qua, per dire se il bianco gioca lento, si può giocare con E6 o con E5. Qua spesso, non so, ci si può magari sviluppare, non so, il bianco può giocare tranquillo con F3, il nero si espande nell'ala di donna, ecco. E qua anche se il nero ha un pedone arretrato ci sarà tutta la lotta, no, del nero per magari giocare nell'ala di donna, magari fare pressione su alcuni pedoni, sulla colonna C, in alcuni casi con il cavallo in B6, non so, provare a spingere in D5, no? Tenendo, se nero spinge in D5 il nero tiene un predominio centrale, ma il bianco può anche giocare anche contro Nadorf in modo super aggressivo, per esempio giocando l'attacco inglese, ora c'è 5, c'è 6, la Nadorf con E6, il bianco per esempio ancora una volta può arroccare lungo, può giocare, non so, F3, poi donna di 2, arrocco lungo, no? E ci sono posizioni molto complesse, no? Dove ancora si lanciano tutti i pedoni. Quindi ci vuole una partita da cardio-palma, diciamo molto complessa. Per esempio, semi-aperta, non è aperta come E5, ma è più rischiosa potenzialmente. Chi vuole una partita di questo tipo può appunto studiare la siciliana, chi vuole attaccare anche sulla di re senza mezzi termini, magari a volte fare i sacrifici di qualità di Kasparov, può giocare questa apertura. Vediamo adesso aperture sempre solide un pochino più chiuse. Per esempio la francese e la Caro-Kann. Francese è un'apertura dove si muove anche qua il pedone di re, ma si gioca D5 e si lascia al bianco la possibilità di avere più centro, per esempio con E5, la variante di spinta. Ecco qua la struttura è chiusa, il centro non tende a scomparire, il bianco ha un po' più di vantaggio sull'ala di re, nero compresso, diciamo che uno dei piani del nero sarà quello di attaccare il centro del bianco, lasciare che un'apertura ipermoderna, no? Lasciare che il bianco occupi il centro e poi attaccarlo. Più dei piani potrebbero essere, non so, magari mettere qui la donna, qui il cavallo, prendere in D4, non so, per dire, facciamo finta che il nero prenda, magari è un po' prematuro prendere, ma non so, un piano potrebbe essere fare pressione su questo pedone, magari mettendo anche il cavallo in F5, no? A volte si può provare poi a mettere alfiere in E7 e fare F6, ovviamente il bianco ha più spazio, la possibilità di attaccare nell'ala di re, può prendere altro spazio anche sull'ala di donna, e il nero può risultare un po' compresso, però per chi ha pazienza, vuole fare lotte manovrate contro le catene di pedoni, attaccare diciamo, attaccare il centro nemico senza correre grandi rischi, la francese va molto bene. Il bianco ovviamente ha altre possibilità, tipo la variante classica, e qua il nero può giocare il sistema Steinitz, che ancora conduce una lotta di catene di pedoni, oppure alfiere B4, che è la variante Winaver, che ancora è rischiosissima e molto sbilanciata. Poi il bianco può prendere, per esempio, può andare a prendere dei pedoni subito o dopo un po', per esempio, giocare a 3, alfiere per, B per, cavallo E7, donna C4, il bianco attacca sull'ala di re, e ora arroccare cattive, il nero di solito può sacrificare questi pedoni e c'è una lotta a tutto quartiere dove, non so, il bianco può giocare in questo modo, il nero prende questi pedoni, prova ad arroccare lungo, il bianco proverà a svilupparsi, magari tiene il centro e prova a promuovere il pedone H, è una lotta senza quartiere. La francese, abbiamo detto, E5, la partita aperta, gioco aperto, strutture non flessibili, non necessariamente rischiosa. La siciliana è l'apertura aperta, semi-aperta, quasi aperta, ma rischiosissima, un pochino più chiusa di E5. La francese è un'apertura chiusa e molto rischiosa. Ottima anche per chi gioca per vincere. Vediamo adesso la Caro-Kann. La Caro-Kann, nella Caro-Kann abbiamo C6, dopo D4, D5 e 5 la variante di spinta, il bianco ha più spazio, ma almeno il nero può far uscire il suo alfiere cattivo fuori dalla catena di pedoni, poi giocare il 6 e il nero ha così meno problemi posizionali rispetto al nero nella francese. Se il nero gioca cavallo C3, di solito il
il nero prende, poi ci sono, ok, c'è anche una variante moderna con cavallo F6, ma diciamo che il nero di solito gioca alfiere F5 e qua il bianco ha un po' più di spazio, ma il nero può giocare, non so, cavallo di 7, 6, cavallo F6, poi il nero può sia arroccare corto, sia a volte arroccare lungo, e anche se il bianco ha un pochino più di spazio, a volte magari il bianco gioca H4 per pressare un pochino il nero, no? Il nero ha fatto uscire questo alfiere, non ha pezzi brutti, non ha debolezze, può ancora decidere dove arroccare. Questa è un'apertura semichiusa solida, dove a volte la struttura è chiusa, ci sono delle spinte, gioco molto posizionale, molto solida, una delle aperture più solide che ci sono. Poi c'è D5, la scandinava. Ok, la scandinava, dopo donna per D5, porta un leggero vantaggio di sviluppo per il nero, porta a posizioni dove il bianco obiettivamente sta meglio, il nero soffre se il bianco sa la teoria, però magari come sorpresa una volta ogni tanto se il bianco è impreparato si può giocare, però non ci sono giocatori fortissimi dell'elite che la giocano costantemente. Anche Carlsen l'ha giocata contro Caruana, penso in un'Olimpiade, forse Oslo, ma era solo per sorprendere, poi mai più, no? Perché se l'altro magari non azzecca la preparazione, ci può stare, ma si gioca perché è un'apertura che si gioca di rado, no? Ma io no, non la consiglio, penso che le quattro aperture che ho detto prima, e 5 siciliana, che in realtà le siciliane sono magari una ventina di aperture di sistemi differenti, la francese, Caro Can, sono aperture più solide, questa inizia già a essere un po' dubbia. Poi vi è la Liekin cede molto centro al bianco, poteva essere giocata da Liekin molto tempo fa prima dei motori, ora si può ancora giocare una volta ogni tanto, ma si considera... Si lascia al bianco il centro per poi attaccarlo, ma obiettivamente il nero rischia di venire schiacciato, il bianco sta meglio. Poi ci sono altre aperture tipo la Ninzovic, la Owen, ci sono G6, la moderna, ma sono tutte aperture che permettono al bianco di conquistare il centro. Infine c'è A6, un'apertura che sembra una presa in giro, dopo di 4 B5, questa apertura che sembra una sciocchezza, il bianco, il centro e tutto, è stata giocata dal giocatore inglese Tony Miles per sconfiggere il campione del mondo in carica Anatoly Karpov qualche decennio fa. Karpov non l'aveva presa bene perché è brutto essere campione del mondo e perdere contro A6, ma questo fa capire che gli scacchi sono vari, anche un'apertura di questo tipo per qualche partita potrebbe funzionare. Spero che questo video possa essere stato utile. Ci sono altre aperture, magari che non ho menzionato, magari c'è la difesa Philidor, c'è qualche altra apertura, se qualcuno avesse dei suggerimenti o delle domande, le scriva pure nei commenti, vedremo di coprire e di dare dei commenti anche su altre varianti. Chissà se magari vedremo come scegliere un'apertura contro D4 prossimamente.